Ciao ragazze e ragazzi, amici di Maria De Filippi. È successa una cosa mai avvenuta prima in nessuna edizione del programma. Vediamo cosa è successo. Valentin e Jacopo sono gli ultimi rimasti per la sfida che deciderà chi potrà proseguire la gara. Uno dei due si aggiudicherà la maglia che gli darà l'accesso alla quarta puntata di Amici e l'altro ovviamente verrà eliminato. È il momento della sfida ed ecco che Valentin fa arrabbiare di brutto Maria De Filippi. Valentin vuol fare la sfida con Jacopo per dimostrare che è il migliore e poi afferma con presunzione che indipendentemente di come andrà la sfida sarà lui a volersene andare. Ecco qui che Maria non ci vede più, lo rimprovera pesantemente dicendogli che a questo punto preferisce che lasci il programma adesso. Jacopo è più motivato di lui a rimanere nella scuola, è educato, non ha fatto mai ritardo ed è rispettoso dei professori, comportamento che non appartiene per niente a Valentin. Pertanto, arrabbiata più che mai, insiste nel dire a Valentin di lasciare immediatamente la scuola. Sei semplicemente un ragazzo che balli latinoamericano, ognuno deve stare al suo posto, dice Maria a Valentin. Poi Maria aggiunge, nel momento in cui dici forse lo batterò e se dovessi batterlo io me ne vado lo stesso, quella è la porta, è lì che ti guarda ed è proprio lì. Per me può uscire Valentin, non scherzo. Ecco che Valentin ringrazia tutti e dice di non voler litigare con nessuno, ma aggiunge che in questo modo nessuno dei ballerini può esprimere il proprio talento. Maria gli ribadisce che del suo talento non gliene frega niente e che pensa che Jacopo si meriti più di lui a rimanere nella scuola, perché ci tiene. Così Valentin saluta e augura ai ragazzi una buona competizione. E Maria gli risponde: ce la faremo lo stesso ragazzi. E Valentin abbandona lo studio. Ragazzi, sono senza parole, non avevo mai visto Maria De Filippi così aggressiva verso un suo allievo. Per quanto rispettoso sia stato, credo che forse ha un po' esagerato. Voi cosa ne pensate? Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!